molta confusione. D'altronde tutte le persone per entrare qua bloccano la strada, quindi significa che per esserci afflusso c'è interesse, per esserci interesse c'è qualità. Tutti al mare in questa prima domenica d'estate. La playa di Catania è stata presa d'assalto da famiglie e gruppi di bagnanti che ne approfittano per fare un tuffo in mare e prendere la prima tintarella. Abbiamo iniziato presto, alle 8, perché avendo un bambino piccolo... Adesso si va a casa perché c'è troppo caldo. Sì, il bambino non può stare sotto il sole dopo le 12 e quindi andiamo via. Ci siamo divertiti, anche se sono state poche ore, è stato divertente. Siete venuti presto? Sì, abbastanza presto, ci dobbiamo godere la mattinata. La spiaggia libera numero 3 si presenta così, ordinata, pulita e attrezzata. Pulita, bellissima. Qui sono presenti passerelle, docce, mastelli per differenziare i rifiuti. Vari cartelli ricordano ai fruitori di rispettare l'ambiente. Oggi le spiagge sono un occhiello, un fiore all'occhiello di Catania, quindi anche un omaggio alle nostre spiagge. Presenta anche un'area di sgambamento per gli amici a quattro zampe. Come promesso dal comune, tutte le spiagge libere infatti sono pet friendly. Bagnanti anche nella spiaggia libera numero 1, migliorata rispetto ai giorni scorsi. I rifiuti sono spariti e l'installazione dei servizi è quasi ultimata. Unica pecca di questa giornata al mare, il traffico. Per raggiungere la spiaggia si impiega anche un'ora e mezza, come ci racconta questa famiglia. Siamo in macchina da un tempo infinito, veniamo da Ciriale, quindi insomma un po' di traffico e quant'altro. Più di un'ora, solamente per il tragitto da qua, dalla rotonda a qua. Va meglio per chi sceglie di spostarsi con i mezzi a due ruote. Fortunatamente eravamo con lo scooter, sì, in macchina non si potrebbe. Quasi nessuno opta invece per i mezzi pubblici. Avevamo altre cose da fare, quindi era più complicato gestirle, però tipicamente con i mezzi pubblici, sì. Intanto, con l'avvio della bella stagione, sono stati predisposti dai carabinieri una serie di controlli volti a tutelare la salute dei cittadini che usufruiranno degli stabilimenti della playa e dei lavoratori impiegati nel settore. Una manifestazione divisiva, non certo una festa di partecipazione. Torna ad attaccare il Palermo Pride il vice sindaco di Palermo, Carolina Varchi, esponente di Fratelli d'Italia, di recente eletta segretario di presidenza alla Camera. All'indomani dello scontro in giunta sul patrocinio concesso dal comune alla manifestazione, Fratelli d'Italia non arretra neanche di un passo, nonostante sia accerchiata nella maggioranza. Lo scontro che sale di tono è politico prima ancora che ideologico. Il Pride ha fatto emergere tensioni già esistenti, ma tenute a bada fra i meloniani e il resto della coalizione. Ma l'attacco della piazza del Pride, che chiede le dimissioni della Varchi, sembra aver rinfocolato ulteriormente gli animi. Quella andata in scena ieri non è stata una manifestazione inclusiva, non è stata una manifestazione per generici diritti, è stata una manifestazione divisiva di una precisa parte della nostra società che vuole avversare il governo Meloni, ma soprattutto che vuole avversare la nostra proposta di legge per rendere la maternità surrogata punibile anche quando commessa all'estero. Per questo motivo io ritengo che dare questo patrocinio sia stato profondamente sbagliato, perché sono convinta che chi vuole scendere in piazza su temi così divisivi per attaccare un governo in carica perché legittimamente eletto dagli italiani lo debba fare senza soldi pubblici, quindi libertà di pensiero, libertà di manifestazione garantita per chiunque ma senza soldi pubblici. Nessuno spazio dunque ad una mediazione, almeno per ora, alla luce delle parole di ieri sera del sindaco che parlava di accoglienza e di inclusione. Credo che l'accoglienza sia un dovere e credo che ogni amministrazione, soprattutto quando si tratta di fatti che investono scelte di tipo personale, deve essere nelle condizioni di offrire la propria attenzione e ancora una volta la propria accoglienza. Ma sullo sfondo non c'è soltanto il Pride, ma un rimpasto nella giunta alla galla annunciato già prima delle elezioni amministrative di maggio e giugno e che adesso giunge alla sua fase conclusiva. Un rimpasto a Palermo che fa da apripista ad un rimpasto regionale. Due eventi nei quali si giocano gli equilibri dentro la maggioranza di centrodestra. Il Pride è servito a far emergere l'accerchiamento che oggi vive Fratelli d'Italia, dicono sottovoce gli esponenti del partito della Meloni, che adesso puntano ad un chiarimento, altrimenti dicono che provino a governare senza di noi. Straordinari rinvenimenti storici nella Valle dei Templi di Agrigento. I recenti scavi finanziati al Parco Archeologico nell'area residenziale a nord della Collina dei Templi hanno dato alla luce un ampio settore di abitato.
Si tratta di case di età greca, la cui fase principale termina con la conquista e la distruzione della città da parte dei cartaginesi. Abbiamo trovato tutta una serie di oggetti a corredo di queste abitazioni più o meno importanti e che sono allo studio delle nostre archeologhe, che sono al laboratorio di restauro per essere lì visionate e restaurate laddove ce n'è la necessità, ma devo dire è un cantiere che non finisce mai di stupire. Questi reperti ritrovati ci raccontano di una popolazione, di una gente costretta a fuggire e a lasciare, come dice Diodoro, tutto quello che costituiva la loro felicità. E quindi dobbiamo immaginare gli agrigantini profughi che su istigazione, su incitamento dei loro generali, lasciano tutto quello che faceva parte della loro vita quotidiana e si rifugiano altrove, appunto, per scampare appunto alla morte della furia cartaginese. Il cantiere è aperto al pubblico e si possono ammirare da vicino i sorprendenti ritrovamenti venuti alla luce. Turisti e non solo avranno l'opportunità di guardare l'area da vicino, osservare gli archeologi al lavoro durante gli scavi e conoscere l'affascinante storia che i reperti narrano, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15, con accesso dalla Via Sacra. Ogni volta che devo venire in Sicilia io sono felice, sia con il teatro, sia per vacanza, sia per andiamo in Sicilia subito. Enzo Iachietti ritorna a Milano con il profumo della Sicilia sulla pelle. Ospite del premio Troisi, lo abbiamo incontrato dopo una passeggiata in motorino lungo i tornanti di Salina che da Malfa portano a Pollara, luogo simbolo dell'isola e di un film, Il Postino, che la rese celebre. Dopo il giro in motorino, quali sono le impressioni? Mal di schiena pazzesco, perché guidava mio fratello e egli aveva il casco stretto. Abbiamo preso una giornata straordinaria, per cui per uno che vive a Milano fare un giro con quest'aria è un piacere. Quindi adesso puoi capire davvero perché Troisi scelse Salina per ambientare Il Postino? Porca miseria, c'è l'imbarazzo della scelta però. E da buon turista Iachietti non poteva non onorare le specialità culinarie di Salina. Siamo andati a mangiare a Lingua, poi da Alfredo c'è la granita più buona dell'isola, così dicono, e anche lì abbiamo fatto il nostro dovere da turisti. Poi io che sono anziano sono dovuto rientrare per un breve sonnellino. Attore comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante, Enzo Iachietti è uno dei volti storici del TG satirico di Striscia la Notizia, che conduce dal 1994 in coppia con Ezio Greggio. TV e teatro al centro della sua lunga carriera. Anche la comicità e cultura, ha detto sul palco del premio Troisi, ma non quella che viaggia sui social e su YouTube. Com'è cambiata la comicità dai tempi di Gaber, diciamo così, ai giorni d'oggi, agli youtuber? È una domanda difficile che scatenerà le solite polemiche, insomma per me gli youtuber non sono dei comici. I giovani di adesso bravi saranno una decina, tutti gli altri non so perché facciano questo mestiere.